Dopo 2 anni, i 200 delegati componenti l'assemblea del Fondo Pensione regionale si sono ritrovati in presenza per approvare il bilancio 2021 e affrontare le complessità dello scenario attuale, fortemente influenzato dal conflitto in Ucraina che ha gonfiato i prezzi dell'energia, innescato speculazioni e generato un'inflazione che non vedevamo da 40 anni. Una crisi che sta facendo rivalutare una nuova strategia energetica. Al convegno di Solidarietà Veneto si è evidenziato come i fondi pensione potrebbero avere un ruolo rilevante in questa fase di cambiamento, di dipendenza energetica e di sfida alla sostenibilità con le energie rinnovabili. Alberto Clò, economista ed ex ministro dell'Industria, è intervenuto per una lunga relazione e per evidenziare quali sono gli obiettivi da perseguire. Naturalmente la relazione è stata interessante e ha evidenziato anche dei ritardi dell'Italia, ha evidenziato dei punti da superare, però sicuramente usciamo da questo incontro con maggiore chiarezza anche per quelli che sono gli obiettivi del Fondo Veneto. Gli obiettivi sono quelli di investire i soldi degli iscritti anche in realtà non solo sostenibili, ma in realtà che si occupano di energia e in particolare di energia rinnovabile. Quindi è il futuro che ci aspetta, è il futuro che dobbiamo supportare. Il 2021 è stato forse il miglior esercizio nei 32 anni di attività del Fondo Pensione del Veneto. Gli associati hanno raggiunto quota 120.000 iscritti, generando un flusso contributivo pari a 220 milioni, che sommati ai buoni rendimenti hanno fatto raggiungere la soglia dei 2 miliardi di patrimonio, il doppio rispetto al 2015. Circa la metà dei nuovi iscritti ha un'età media di poco superiore ai 30 anni, a conferma di una crescente diffusione della cultura previdenziale tra i giovani. Ci aspettiamo dalla politica, da chi ci governa, diciamo così, un'indicazione rispetto alla traiettoria che si ritiene prioritaria per il nostro paese ma anche per il nostro continente, in modo che con le risorse messe da parte dai lavoratori nel fondo pensione si possa costruire il futuro a beneficio certamente dei pensionati di domani ma soprattutto dei nostri figli. Il tema dell'energia non è solo un tema di oggi, dobbiamo garantire ai nostri figli fra 20 anni un'economia che sia sostenibile e che non si trovi più ad affrontare criticità come quelle odierne. Energie rinnovabili in una nuova economia circolare. Dobbiamo fare qualcosa che non può essere bypassata perché ne va del nostro pianeta. Noi consumiamo risorse in maniera superiore a quella che è la capacità di rinnovarsi. Dobbiamo fare in maniera tale che tutto quello che produciamo possa essere rimesso in circolo, altrimenti il nostro pianeta scoppia.